Buonasera e benvenuti al TG Sicilia, vediamo subito il sommario di oggi. Il maltempo si abbatte sulla Sicilia occidentale, pioggia incessante tutto il giorno, disagi e strade come fiumi soprattutto a Palermo, colpiti anche il Trapanese e l'Agrigentino, collegamenti marittimi interrotti nelle isole minori. Domani allerta arancione in 3 province. La primavera si fa ancora attendere, l'instabilità è destinata a protrarsi anche nei prossimi giorni, è il maggio più freddo e piovoso degli ultimi 30 anni. Confisca di beni per 65 milioni di euro a 3 imprenditori gelesi ritenuti contigui al clan Rinzivillo. Noti per le attività immobiliari e del commercio di auto di lusso sono sotto processo per concorso esterno in associazione mafiosa. Sarà l'estate bollente dei prezzi, previsti rincari ovunque, dai gelati alle bevande ai biglietti aerei. Secondo uno studio del Codacons si prospetta una vera stangata per le famiglie. E poi il calcio, seconda sconfitta di fila per il Catania che parte male nella pool scudetto dilettanti. I rossazzurri deludono e perdono in casa con il Sorrento. Clamoroso errore arbitrale sul primo gol ospite. Mercoledì si torna in campo a Brindisi. Buonasera dal nostro telegiornale. In apertura il maltempo, caos, disagi e strade come fiumi soprattutto a Palermo. Il maltempo che imperversa dalla scorsa notte sulla Sicilia occidentale ha colpito anche le province di Trapani e Agrigento. Collegamenti marittimi interrotti nelle isole. Per domani l'allerta sarà arancione in tutta la fascia occidentale della Sicilia. Marco Gullà. La pioggia è caduta incessantemente per quasi tutto il giorno e disagi come di consueto non sono mancati. Un copione visto e rivisto. L'allerta rossa diramata per oggi dalla Protezione Civile per la parte occidentale della Sicilia ha causato i maggiori disagi a Palermo. Per domani invece l'allerta sarà arancione, in particolare per le province di Palermo, Trapani e Agrigento. Molte le strade allagate nella borgata marinara di Mondello, chiusa al traffico Viale Regina Elena, dove sono intervenuti personale della Polizia Municipale, della Protezione Civile e una squadra dell'AMAP, come vediamo da queste immagini. I pompieri hanno soccorso diversi automobilisti rimasti bloccati nelle auto, impantanate nelle strade, trasformate in fiumi. È successo ad esempio a Capaci, in via delle Industrie, dove i vigili del fuoco hanno soccorso un uomo, come vediamo da questa foto. Diversi gli allegamenti nelle zone di Dannisini e Brancaccio, autobus bloccati. In questa strada di Mondello le auto fanno retromarcia per evitare di rimanere impantanate. A causa del maltempo è stata rinviata a Palermo la consegna prevista per questa mattina da parte della regione del padiglione riqualificato alla missione di Speranza e Carità. Strade allagate anche in centro e in via Messina Marine. Si è intervenuti per dare aiuto e sostegno in quei luoghi che soffrono di una cattiva irrigimentazione delle acque piovane. Parlo in particolare della borgata di Mondello, della zona di Marinella, della depressione del Papireto e di via Imera. Anche a Trapani e Agrigento allerta massima, scuole e uffici chiusi. Proprio a Trapani, per evitare allagamenti, una pompa idrovora con capacità di tirare 10.000 litri di acqua al minuto è stata installata presso l'impianto di sollevamento di via Tunisi. Nelle isole, situazione delicata a Stromboli, dove le strade sono di nuovo invase da fango e massi rotolati dal vulcano. La pioggia, che cade ininterrottamente sull'arcipelago da stamattina, sta causando disagi anche nelle altre isole, con strade allagate trasformate in torrenti. Il mare, alquanto mosso, sta rendendo difficili i collegamenti, specie con le isole minori, e sono saltate le corse per Napoli e l'aliscafo per Palermo. Disagi anche nei collegamenti marittimi. Il traghetto Laurana della Siremar ha sospeso la corsa Milazzo, Eolie Napoli e di conseguenza il ritorno di domani sera. Dunque un maggio all'insegna del maltempo e dell'imprevedibilità. Piogge e temperature sotto la media sembrano destinate a protrarsi per diverse settimane. La primavera dunque si fa ancora attendere. Ecco cosa ne pensano gli esperti. Lorena Dolci. L'anno scorso in questi giorni c'erano 30 gradi, primi tuffi in mare e weekend all'aperto. Oggi invece allerta rossa della Protezione Civile in Sicilia occidentale, gialla in altre 6 regioni del sud. Domani è mercoledì, in arrivo un ciclone intenso, se non eccezionale, per maggio. Dall'inizio del mese in Italia, secondo la Coldiretti, ci sono stati 6 eventi estremi al giorno. L'instabilità, con alti e bassi, continuerà anche nei prossimi giorni e di certo fino al 20 del mese, con temperature che fanno
potranno registrare il maggio più freddo e piovoso della media degli ultimi 30 anni. Il rischio, avvertono gli esperti, è che si verifichino eventi estremi come nubifragi o alluvioni lampo, che solitamente scaricano al suolo in fasce ristrette di territorio ingenti quantità d'acqua. Ma la vera anomalia di questa stagione, per sua natura imprevedibile, è che non si intravedono grandi cambiamenti ancora per diverse settimane. Che fine ha fatto dunque la primavera? L'anomalia di questo maggio è l'assenza di una figura anticiclonica capace di garantire periodi di stabilità duraturi anche di oltre una settimana. In questo momento l'anticiclone subtropicale si trova tra il Marocco e la penisola iberica, noi invece ci troviamo sul bordo orientale di questa struttura anticiclonica, quindi siamo interessati da correnti fresche che provengono dal nord Atlantico e come è capitato questa volta, l'aria fresca dall'Atlantico quando penetra nel territorio dell'entroterra africano tra l'Algeria e la Libia può anche generare questi cicloni particolarmente profondi. Rimandate dunque il cambio di stagione e tenete il piumone sempre a portata di mano. Se da un lato non è allettante l'idea di indossare un golf e una giacca a fine maggio, dall'altra le precipitazioni previste per tutto il mese compensano soprattutto a nord la siccità dei mesi scorsi. Per godere un assaggio del caldo estivo dovremo attendere i primi di giugno, poi l'estate arriverà e sarà bollente. E adesso la cronaca: confisca da 65 milioni di euro in beni mobili e immobili agli imprenditori di Gela Salvatore Rocco e Francesco Luca. Sono ritenuti contigui alla famiglia mafiosa dei Rinzivillo. Gerry Tali. Sono ritenuti soggetti di qualificata pericolosità sociale e soprattutto ci sarebbero tutti gli elementi per ritenere che ci sia contiguità e complicità negli affari con esponenti del clan dei Rinzivillo. Per questo motivo i giudici della sezione misure di prevenzione del Tribunale di Caltanissetta hanno confermato il provvedimento di confisca dei beni pari a circa 65 milioni di euro per i fratelli Francesco e Salvatore Luca e il figlio di quest'ultimo Rocco, imprenditori gelesi noti nel settore immobiliare e soprattutto in quello della commercializzazione di autovetture anche di lusso. Il provvedimento, eseguito dalla Direzione Investigativa Antimafia e dalla Guardia di Finanza di Caltanissetta del Comando Provinciale, arriva a seguito dell'inchiesta Camaleonte, nella quale sono coinvolti gli imprenditori attualmente imputati nel processo penale per concorso esterno in associazione mafiosa. Sotto esame i presunti legami che i Luca, attivi attraverso importanti società nel settore della vendita di auto e in quello immobiliare, avrebbero avuto con esponenti vicini ai clan, anche catanesi, ricostruzione che il pool difensivo e gli stessi imputati hanno sempre respinto. Gli imprenditori di contro in più occasioni hanno spiegato di aver subito le pressioni estorsive dei clan e di aver sempre denunciato. Le indagini della DIA hanno però fatto emergere il reinvestimento da parte dei Luca di ingenti capitali di provenienza illecita in numerose società formalmente intestate ai loro familiari, attive nell'edilizia e nel commercio di auto. Il provvedimento di oggi, valutato in 65 milioni di euro circa, era già stato preceduto dal sequestro degli stessi beni, eseguito nel febbraio del 2021. Nell'ambito del processo penale nei confronti degli imputati, la Guardia di Finanza aveva dato esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare in carcere, in quanto, pur non essendo stabilmente organici a Cosa Nostra, contribuivano sistematicamente e consapevolmente alle attività e al raggiungimento degli scopi dell'organizzazione mafiosa ed in particolare delle famiglie mafiose di Gela, del Rinzivillo e degli Emanuello. Le attività economiche e i beni oggetto del provvedimento riguardano l'intero compendio aziendale, nonché il capitale sociale di 9 società, 31 terreni in territorio di Gela, 186 fabbricati tra Gela, Marina di Ragusa e Vittoria e 23 tra rapporti bancari, finanziari e polizze assicurative. La Procura di Palermo ha chiesto e ottenuto dal GIP il processo immediato per Andrea Bonafede, il dipendente comunale di Campobello di Mazara, cugino e omonimo del geometra che ha prestato l'identità al boss Matteo Messina Denaro, arrestato per favoreggiamento e procurato in osservanza di pena. L'imputato, dopo la decisione del giudice, ha scelto di farsi processare con il rito abbreviato. Il dipendente comunale, finito in carcere insieme al medico Alfonso Tumbarello, è accusato di aver fatto avere al capomafia ammalato durante la latitanza centinaia di ricette e prescrizioni sanitarie rilasciate dal dottore e intestate falsamente al cugino geometra. E cambiamo argomento: sarà un'estate cara, dai gelati e bevande sino ai voli aerei sono previsti rincari fino al 50%. Il Codacons preannuncia una stangata soprattutto per le famiglie monoreddito. Emanuela Corsi.
Salgono le temperature, ma anche i prezzi, e l'estate si preannuncia torrida. A lanciare l'allarme è il Codacons, secondo il quale i prossimi mesi riserveranno una vera e propria stangata a vacanzieri e non, a causa dei rincari che riguarderanno i prodotti estivi maggiormente consumati. E purtroppo si registra, oltre il caro vita relativo alle bollette acqua, luce e gas, l'aumento della benzina e l'incremento dei tassi di mutuo, anche una previsione in funzione di quelle che saranno le prossime vacanze estive di aumenti nel settore vacanziero. Ma vediamo nel dettaglio tutti gli aumenti. Tra gli alimentari spiccano i gelati, che rispetto allo scorso anno costeranno addirittura il 22% in più. Aumenti anche per pesce, frutta e verdura freschi. Uno spritz o una birra con gli amici quest'anno potrebbero diventare un piccolo lusso. Lo studio del Codacons stima che gli aperitivi alcolici rincareranno dell'11%. Per una birra arriviamo al 15%. Per le bevande analcoliche va anche peggio, con aumenti fino al 18% per i succhi di frutta, del 15% per la semplice acqua minerale. Estate uguale vacanze. L'avvicinarsi del periodo estivo fa impennare i prezzi dei pacchetti vacanza, che salgono quasi del 27%, ma anche per gli alloggi il trend è a rialzo, con gli alberghi che hanno ritoccato le tariffe del 15%, villaggi e campeggi del 7%. E se a fine giornata si vuole cenare al ristorante, il conto aumenterà del 6%. Nella lista del caro estate non mancano i trasporti. Acquistare un volo per una località estera costerà in media il 46% in più rispetto allo scorso anno, quasi del 50% invece per un volo nazionale. Gli aumenti riguarderanno anche chi vuole fare un viaggio in caravan o chi si sposterà in treno. Il Codacons lancia poi l'allarme sui rincari che si registreranno in spiaggia. Il caro energia, che ha caratterizzato l'ultimo anno unitamente all'inflazione alle stelle, farà salire anche le tariffe praticate dagli stabilimenti balneari per l'affitto di lettini, ombrelloni e sdraio, e per le consumazioni presso i lidi, con rincari medi che l'associazione stima tra il 10 e il 15% rispetto al 2022. Nessun risparmio neanche per chi decide di rimanere a casa. Installare un condizionatore costerà quasi il 7% in più, che si somma alle impennate delle tariffe sulle bollette elettriche. Per gli amanti del giardinaggio, i mobili da giardino aumenteranno quasi del 5%, gli utensili e le attrezzature per il verde del 4%, piante e fiori del 6%. Controlli su un carico di grano tenero di provenienza estera arrivato questa mattina al porto di Pozzallo in provincia di Ragusa sono stati eseguiti da parte degli agenti del nucleo operativo regionale agroalimentare Sicilia del Corpo Forestale della regione. L'attenzione degli uomini del Corpo Forestale si è concentrato sull'arrivo di una nave battente bandiera panamense, partita da Spalato in Croazia con un carico di 3.300 tonnellate di grano tenero proveniente dalla Serbia e destinato a mulini siciliani. È stato prelevato in base alle norme vigenti un campione da destinare all'analisi presso il laboratorio dell'Ispettorato Centrale Qualità Repressione Frodi di Catania, dotato di attrezzature di ultima generazione per questo genere di verifiche. Saranno valutati i costituenti fisici, chimici e l'eventuale presenza di agenti patogeni e antiparassitari. Pescatori siciliani in agitazione per la proposta della Commissione europea di limitare la pesca a strascico nei Paesi membri dell'Unione. In Sicilia rappresenta più di un terzo dei ricavi delle imprese del settore. Luca Ciliberti. I pescatori siciliani in forte apprensione per il piano d'azione della Commissione europea che punta a ridurre notevolmente la pesca a strascico. Tecnicamente sono solo orientamenti presentati dal commissario lituano Virginijus Sinkevičius nel Marine Action Plan. La pesca in ambito europeo è una competenza condivisa tra Europa e Stati membri, in questo caso l'Italia, ma tanto è bastato per fare saltare sulla sedia un comparto che spesso è vittima di battaglie ideologiche e provvedimenti che non tengono conto della specificità degli ambienti. Un conto è pescare nel Mediterraneo, altro è la pesca negli oceani o nei mari del nord. Trovo, vergognosa una dichiarazione del genere e tutte le associazioni datoriali, ma anche le organizzazioni sindacali si sono unite in questo grido di dolore, perché è un grido di dolore, e anche a livello europeo. Solo per dare qualche numero, a Bruxelles la Sicilia impegna una flotta di 543 pescherecci per la pesca a strascico, pari al 26% della flotta nazionale, che conta oltre il 30% della produzione ittica e un fatturato superiore al 45% dell'intero pescato. Se la Commissione dovesse dare seguito agli orientamenti, nella zona di Mazara sarebbe a rischio la pesca del gambero rosso e viola, stesso discorso per il triangolo di Sciacca, Licata e Scoglitti, persino Portopalo e le marinerie etnee subirebbero dei provvedimenti. Le decisioni vanno discusse, concertate, perché devono guardare la specificità del territorio.
Dell'argomento si è discusso anche durante il convegno Rete 3 Golfi per valutare lo stato di salute degli ecosistemi marini di Castellammare, Patti e Catania. In ambito europeo la pesca a strascico garantisce il 25% del prodotto ittico pescato, equivalente a quasi il 40% dei ricavi delle imprese di questo settore. La Commissione ritiene che la transizione dovrebbe essere completata entro il 2030, ma sembra proprio, è il caso di dirlo, che la proposta già adesso comincia a fare acqua da tutte le parti. Le proteste infatti hanno interessato le marinerie di tutta l'Unione Europea, facendo fischiare contemporaneamente le sirene delle imbarcazioni e mostrando le scritte SOS UE Fishing. A Messina si prepara a rivedere la luce uno dei beni culturali di maggiore pregio della città, la cripta del Duomo. Oggi la consegna dei lavori finanziati dalla Regione verranno completati entro un anno. Francesco Triolo. È uno dei tesori nascosti di Messina, uno di quelli che si salvarono dal terremoto prima e dai bombardamenti poi. Uno spazio riccamente decorato, articolato in una successione concatenata di ambienti da scoprire, un percorso orientato e rappresenta un elemento di forte attrazione turistica. È la cripta del Duomo di Messina che tornerà presto a disposizione della città e dei turisti grazie agli interventi di messa in sicurezza. Il progetto della Soprintendenza dei Beni Culturali di Messina, finanziato per 524.000 euro dal Dipartimento delle Infrastrutture e Mobilità della Regione, sarà portato avanti da un'impresa specializzata di Macerata ed entro un anno restituirà alla collettività un ambiente dalla forte connotazione identitaria per la popolazione messinese. La cripta costituisce infatti l'unica sopravvivenza dell'edificio medievale ancora visibile nel suo assetto originario, nonostante le trasformazioni subite a seguito della ricostruzione del tempio, come detto, dopo il terremoto del 1908 e dei rifacimenti post-bellici. Oggi, alla presenza dell'arcivescovo di Messina Giovanni Accolla, del sindaco Federico Basile e della soprintendente ai beni culturali Mirella Vinci, la consegna ufficiale dei lavori che prevedono il consolidamento e la pulitura dello scenografico apparato decorativo a stucco e dei frammenti pittorici ad affresco di grande rilevanza storica artistica, la ricollocazione delle originarie pavimentazioni rinvenute durante i lavori del 2000, in particolare del pavimento seicentesco in cotto laterizio e del pavimento normanno in lastre in calcare, il trattamento dei rivestimenti murari, l'installazione di una passerella per consentire l'accesso ai diversamente abili ed ancora l'allestimento di un breve percorso espositivo di alcuni reperti scultorei provenienti dalla cripta e dall'antica fabbrica del Duomo. Ha preso il via oggi la 10ª edizione di Una vita da social, la campagna itinerante della Polizia Postale per sensibilizzare gli studenti all'uso consapevole dei social. 90 le città coinvolte. A Catania, nel quartiere di Librino, ha allestito un track per parlare ai ragazzi di cyberbullismo, adescamento, privacy e sicurezza online. Sentiamo. Dentro il track della Polizia Postale di Catania per ascoltare storie vere, dolorose, generate da un cattivo uso dei social, come quella della ragazzina, le cui foto nuda, glielo aveva chiesto come segno d'amore il suo fidanzatino, hanno fatto il giro del web, rendendole la vita impossibile. Difficile riparare ad un errore così, ne sono seguiti anni di terapia psicologica, cambio di residenza, indagini per punire i colpevoli. Ma il web non dimentica e c'è sempre l'ansia che qualche scatto possa sempre venir fuori. Nel quartiere di Librino, la tappa di Una vita da social, la più importante e imponente campagna educativa itinerante realizzata dalla Polizia di Stato, cofinanziata dalla Commissione Europea e dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. 90 le città interessate. I primi ad ascoltare e fare domande, seguiranno poi gli alunni di altre scuole, gli studenti del liceo musicale Angelo Musco di Librino. Molte volte ci facciamo abbindolare dal fatto che la persona che inizia a seguirsi abbia ad esempio molti follower e quindi per noi può essere un'amicizia oppure un follower importante, ma invece non dobbiamo farci abbindolare e prendere in giro dei follower, perché la cosa importante non è i follower ma la vita reale, le nostre conoscenze, i nostri amici, quelli veri, la nostra famiglia che abbiamo nella vita reale. Che è veramente pericoloso stare su internet, molto. Al giorno d'oggi noi non ci facciamo caso perché li utilizziamo sempre, ogni giorno, però riflettendoci sono molto pericolosi. Nell'aula didattica allestita dentro il track si parla di tutti i pregiudizi che possono innescare una piramide di odio, di cyberbullismo, di adescamento online, dell'importanza della privacy. Questo è importante perché il confronto anche al di fuori delle aule scolastiche sicuramente è fondamentale in un ambito di formazione per ragazzi che comunque si approcciano anche nel mondo dell'adulto. La rete deve essere una grande opportunità per i più giovani, non un limite. Infaticabile il lavoro di
informazione e sensibilizzazione della Polizia Postale. I social sono sì una vetrina, una grande, bellissima vetrina, danno grossissime opportunità, ma la eccessiva esposizione, noi oggi parliamo appunto di adescamenti, di sexting, di cyberbullismo, l'eccessiva esposizione come vetrina può rappresentare per loro un pericolo. Dall'inizio dell'anno scolastico la Polizia Postale di Catania ha svolto già 152 incontri in diversi istituti e dialogato con circa 23.000 studenti ed oltre 2.200 insegnanti. Ci fermiamo per qualche minuto, tra poco il calcio, non mancate. Bentornati, adesso il calcio, brutto esordio nella pool scudetto per il Catania battuto in casa dal Sorrento per 2-0 e giunto alla seconda sconfitta di fila dopo quella di Trapani. Clamoroso l'errore arbitrale sul primo gol ospite, ma la prestazione dei rossazzurri non è stata all'altezza. Marco Carli. Seconda sconfitta consecutiva del Catania, brutto esordio nella pool scudetto e 2 chiavi di lettura. Rossazzurri nettamente sottotono che giocano male e poi l'errore grave di arbitro e assistenti in occasione del gol dell'1-0 del Sorrento, siglato da Scala dopo un fallo di mano nettissimo di Petito con la difesa del Catania ferma. Le conseguenze sono state nefaste, Lorenzini è stato espulso, Lodi ammonito e i rossazzurri si sono ritrovati a giocare in 10 contro 11 con una squadra infarcita di attaccanti e un improbabile 3-2-4, inevitabile a quel punto lo 0-2 di La Monica. C'è poi, come detto, l'altra chiave di lettura di una squadra che ha giocato sotto ritmo, che non è mai riuscita a interrompere le trame di gioco avversarie e che è rimasta per tutta la gara molto lunga in campo. Insomma, che non è mai entrata veramente in partita. Il problema è che loro giravano bene palla con la rotazione dei centrocampisti, magari dovevamo fare meglio le uscite, poi anche la loro difesa era molto bassa e c'era poca profondità. Comunque dovevamo cercare di trovare la soluzione perché abbiamo tanti giocatori importanti che possono trovare la giocata, fare la differenza. Meriti poi al Sorrento che ha chiuso la stagione con una promozione all'ultima giornata ed è sembrato più sul pezzo del Catania, già in C da 2 mesi. Ora c'è la trasferta di Brindisi, la pool scudetto è ovviamente compromessa, si qualifica anche la migliore seconda, ma indipendentemente da questo il Catania è chiamato al riscatto anche per non chiudere una stagione d'oro con l'amaro in bocca. Verdetti intanto nel campionato di Serie D, soprattutto per quel che riguarda la corsa salvezza. Non ce la fa il Paternò che per effetto del 2-0 subito col San Luca retrocede. Resta in D invece il Ragusa 6-0 con l'Aversa, risultato contestato addirittura dal principe Emanuele Filiberto nonché patron dell'Aversa che parla di squadra campana avvelenata in albergo con i calciatori che risultano colpiti da intossicazione. Nei playoff accedono al turno successivo Locri e Trapani, entrambe vittoriose per 1-0 su Licata e Lamezia. Le accuse di Emanuele Filiberto sono inaccettabili e deliranti, commenta la SD Ragusa, il cui presidente Giuseppe Trapani annuncia una querela nei confronti del principe. Si lascia intendere, afferma la società, che ci sia stato addirittura una sorta di complotto ordito da noi per avvelenare giocatori avversari. Le parole del proprietario del Real Aversa non sono infamanti, ma offendono profondamente la squadra e tutta la comunità ragusana. Buone notizie arrivano dagli altri sport, in particolare pallanuoto e pallavolo. L'Orizzonte Catania vittoriosa a Roma in gara 3. Mercoledì Annesima avrà il primo match point scudetto. In A1 maschile Ortigia Siracusa e Telimar Palermo si contendono un posto in Champions League. Nel volley la Saturnia si è portata in vantaggio nella finale per la promozione in A2 maschile. Marco Carli. Appuntamento con la storia per l'Orizzonte Catania che mercoledì alle 18:00 ha il match point scudetto dopo la grande vittoria di Roma. Le ragazze di Martina Micheli, dopo aver perso la prima partita, si ritrovano adesso sul 2-1 nella serie e vincendo conquisterebbero il 23esimo scudetto. Una serie su cui è inciso per il momento la vittoria in rimonta e ai rigori in gara 2, oltre alla grande forza del presidente Tania Di Mario, protagonista in vasca nelle ultime partite. Gara 3 ha visto trionfare l'Etnea a Roma col punteggio di 13-9. La SIS ha chiuso al primo posto la stagione regolare, dunque non è certo squadra da sottovalutare, anzi, ma certamente l'Orizzonte sa come si fa a non subire una gara decisiva. La piscina dinesima sarà gremita, un fattore in più per cercare di chiudere i discorsi in casa. Nella pallanuoto maschile mercoledì è in programma a Siracusa la gara 1 fra Ortigia e Telimar, il derby siciliano che vale il terzo posto nel campionato di A1, ma soprattutto la Champions del prossimo anno. Gara 2 a Palermo sabato, eventuale gara 3 a Siracusa il 27 maggio.
maggio. Nella pallavolo infine, grande partita della Saturnia che al Pala Catania annichilisce Casarano col punteggio di 3-0 e si porta sull'1-0 nella serie della finale per la promozione in A2. Praticamente perfetta la squadra di Cantor sia in attacco che a muro. La gara 2 si gioca domenica, in caso di vittoria siciliani promossi. Se dovesse imporsi Casarano si andrebbe a gara 3 al Pala Catania mercoledì 24. E per stasera dal nostro TG non ci sono altri aggiornamenti, grazie per l'attenzione, buona serata.